In questo video voglio raccontarvi quello che ho trovato in rete, quindi diciamo qualcosa di insolito. In effetti nel Vaticano negli ultimi tempi c'è stato un incontro di tutti gli esorcisti del mondo, anche chi non era cattolico come luterani, protestanti, quindi questo aumento di esorcisti, quindi perché si richiede che ci sia un aumento perché le persone hanno perso la fede. Anche se sembra strano che si sono incontrati anche protestanti, luterani, cioè non appartenenti alla Chiesa cattolica. Però c'è stato, ragazzi, quindi è vero che si vive in tempi strani, però si sono riuniti tutti quanti in Vaticano per fare qualcosa contro questo male, diciamo. Anche se io come sempre, non lo so, la vedo una cosa un po' insolita, diciamo. Perché è vero che ognuno combatte i suoi demoni, ma è pur vero che la Chiesa Cattolica non è mai stata a favore delle altre, diciamo, religioni. Ciao Michela, ciao Maria, quindi un po' strano mi pare sta cosa perché di solito la Chiesa non accetta altre, diciamo, protestanti, testimoni di Geova, varie religioni che non sono la loro, diciamo. Quindi questa è la prima volta nella storia che tutte le religioni, diciamo, si riuniscono per combattere il diavolo, diciamo, Satana. Quindi la vedo una cosa un po' insolita. Penso che non sia il motivo vero, in effetti. Forse può darsi che ci sta qualcosa di più grande sotto. Oppure io avevo pensato addirittura, come dissi già in altri video, che forse avevano qualche caso in particolare e serviva tutto l'aiuto possibile per aiutare qualcuno forse della chiesa stessa e quindi hanno chiamato i migliori esorcisti del mondo perché lì non è che sono arrivati, ciao Alessandro, gli esorcisti così, là sono arrivati i migliori del mondo di tante religioni, cioè capisci? Questo è il motivo, cioè non sono arrivati tutti quanti così. C'è il migliore dei testimoni di Geova, il migliore dei luterani, il migliore dei protestanti, cioè sono arrivati gli esorcisti migliori di varie religioni, quindi una cosa insolita perché la Chiesa, perlomeno ragazzi, da secoli e secoli non ha mai accettato altre religioni che come pure le altre. Ma non lo so, figurati. Quindi danno la colpa ai giovani che sono attratti dalla magia, dalla stregoneria e tutte queste cose così hanno detto. Quindi sono in aumento, diciamo, questi casi di possessione perché i ragazzi si mettono a giocare con queste cose, tipo con la tavola Ouija, tutte queste cose che, oppure quelle cose in rete, diciamo che ci sia questo aumento insolito. Può darsi pure che si sono riuniti per combattere realmente questo male, non per un'altra cosa, però Papa Francesco ha chiamato tutti quanti, cioè per combattere, comunque lo combattono tutti, o sei testimone, o sei cattolico, o sei luterano, alla fine diciamo che le religioni si somigliano alla fine, quindi il Dio è sempre lo stesso, Gesù Cristo è sempre lo stesso, a parte solo, diciamo, chi crede a Maometto o altre cose, però la maggior parte delle religioni si avvicina. Quindi, diciamo, un po' strano però c'è stato, quindi non so il motivo, loro dicono per questo motivo qua, però può darsi pure che ci sia qualche altra cosa sotto, quindi non lo so. Anche perché, come sempre ripeto, della Chiesa non mi fido come diciamo la NASA, non mi fido mai al 100%, quindi non ci crede non ci credo, però ci potrebbe anche stare che per la prima volta hanno fatto queste lezioni di esercismo perché i casi di possessione sono aumentati. Se è così ben venga, così si riuniscono tutte le religioni
e riescono a sconfiggere questo male, diciamo. Anche se, ripeto, ragazzi, mi preoccupa sto fatto di questa unione di tutte le religioni, capisci? Non lo so, perché la vedo un po' strana, non lo so. Posso sbagliare, può darsi, ti spero di sì, però qualcosa non mi torna. Sì, sì, c'era anche Papa Francesco, sì, sì, l'ha fatto lui questa cosa, quindi diciamo è come se vorrebbe riunire tutte le religioni, capisci? Non lo so, perché è partito proprio da lui questa cosa. Quindi Papa Francesco sta cercando di unire tutte, diciamo, le religioni che per secoli si sono combattuti. Quindi non lo so, la vedo strana comunque ragazzi, perché come si dice, voglio che ci entriamo noi con Maometto oppure con Allah, ma non perché non offendo nessun tipo di religione, torno a ripetere, però non vedo come ci possa essere una cosa, se tu credi in una cosa, io credo in un'altra, quindi non vedo questa coesistenza, diciamo così. Quindi la vedo sempre strana, boh. Però ragazzi può darsi che sia la volta buona che si mettono d'accordo, perché come sempre ognuno, io rispetto tutte le religioni, quindi o sei cattolico o sei testimone, a me non cambia nulla, quindi io ho amici musulmani, amici testimoni di Geova, ho un sacco di amici di tante religioni, quindi per me non cambia nulla, ognuno prega il suo Dio, come dico io, quindi non ci verrei nulla di strano. Lo vedo strano perché la Chiesa Cattolica ha sempre condannato le altre religioni, questo perciò mi permetto di dirlo. Mentre io, ad esempio, se tu sei cattolico oppure sei testimone oppure sei musulmano, io rispetto la tua decisione, ognuno crede quello che vuole. Però la Chiesa questo non l'ha mai fatto, quindi perciò dico insolito. Però può darsi ragazzi pure che mi sbaglio e che vogliono unire sta cosa, però a me mi puzza la cosa, è più forte di me. Comunque ragazzi vi auguro un buon pomeriggio, un bel caffettino ci vuole, ma a quest'ora. E mo muovo a fare pure un bel caffè, bello forte forte. Ma ci riprendiamo. Sì, ma di qualcosa c'è che non va, perché la religione cattolica non ha mai ammesso altre religioni, capisci? E gatta ci cova, non lo so. O ci sta qualcosa sotto, oppure siamo noi che siamo, come dicono, complottisti, che pensiamo sempre a male, però come si dice nella vita, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Perlomeno il mio motto è così, io mi fido sì, però se non mi fido faccio meglio. Come si dice, un rito antico non sbagli mai, il rito antico. Tu cosa credi? Credo qualcosa ci sta sotto che vogliono, sa fare questa, come si diceva in passato, vogliono unificare tutte le religioni perché forse vogliono far arrivare tipo quest'anticristo come io credo, cioè l'alieno, il messia alieno, vogliono far credere che Dio era un alieno come dicono molti, Mauro Beghino. Sì, allora vogliono far credere che Dio è, diciamo, un alieno. Quindi, ah, ma non pensare, bloccala. Allora, l'unificazione, ragazzi, è questa qui come stavo spiegando io. Secondo me vogliono unificare tutte le religioni per far passare che questo Dio è alieno e quindi fare una sola religione. Cioè, in effetti stanno facendo la via all'anticristo, quindi, come credo io, eh. Cioè, perché Dio non può essere alieno, ragazzi. Mauro Biglino e tutti quanti rispetto a tutte le loro decisioni, ma non crederò mai che Dio o Gesù è un alieno. Ah sì, ma tranquillamente, sì, su questo non ci piove, eh. A parte che non sto bene, quindi non lo so.
Ragazzi, vi auguro una buona giornata, magari a fare un bel caffè e come si dice qua, alla faccia chi ci fa male. Un caffettino forte e ci svegliamo subito subito. Allora, Anna, il problema non sono le donne, perché attacca pure gli uomini, quindi non è normale. Partiamo da questa cosa qui. Se sono uomini gli attacca lo stesso, se sono donne gli attacca lo stesso, quindi penso che la risposta già ce l'hai, no? Non è un problema di essere donna. E pure gli uomini, rispondimi, pure gli uomini. Che fa? Parlo con 10 ragazze, tutti gay. Dai, no, ragazzi, per piacere. Quindi, intanto Alessà, tanti, ultimamente se vedi tanti video su YouTube, il Messia alieno, Gesù non è mai esistito, la Bibbia non è un libro sacro ma è un libro di guerra, ci sono tante teorie che ultimamente stanno mettendo fuori e che stanno uscendo, ognuno dice la sua, come quello, ognuno si alza e dice la sua. Credo di sì, deve essere per forza così, però perde solo tempo fino a... Uè, voglio, ma a fare un bel caffè, ci sentiamo più tardi se mai, ma un caffè ce l'ho, quindi vi auguro un buon pomeriggio e se permettete, mo ci fa un caffè. Ciao ragazzi, sì sì, quindi perciò ho detto non c'è nulla